Dalla telecamera al palcoscenico, dal look di bianco vestito a voce narrante, non lascia striscia la notizia, ma porta in teatro la peggio Italia, quella dei furbetti, degli arraffoni, dei briganti che ha conosciuto, inseguito e smascherato, nonché deriso, lavorando con Antonio Ricci. Non penso scatterà l'inseguimento, però vedremo, ci sarà da sudare anche sul palco, speriamo vengano tante persone, anzi a dire la verità si è divulgata la voce che l'ingresso era gratuito, c'è quasi il tutto esaurito in pochi minuti, comunque ci saranno altre date. Ci divertiremo un po', ma scopriremo anche tanti fuori onda e tanti segreti dei truffatori. Quanto guadagna un truffatore? Lo sai quanto guadagna? Non lo sai? Lo scopriremo lì. E come mai? Sono anni e anni che lavorano e nessuno li ha bloccati. Ci sarà un motivo? Lo scopriremo lì. E cosa pensa il truffatore prima di fregarti? Io lo so e ve lo racconterò lì. A sostenere l'iniziativa anche la Regione Veneto, un cui assessore ha lo specifico mandato della tutela del consumatore. Sono convinto che la comunicazione fatta anche in maniera divertente, semplice e diretta come questa possa essere più efficace, rientra in una strategia molto più ampia di comunicazione anche attraverso teatro e questo è uno degli eventi che facciamo. Spettacolo che hai visto dal suo ideatore come un antidoto. L'inganno è come il doping e quando lo scopri sta già circolando la sua versione aggiornata, hai capito? E che mieterà ancora tante vittime, mentre se ti fai degli anticorpi magari riesci a capire anche quali sono le dinamiche della truffa e per la prossima truffa, quella che devono ancora inventare, sei preparato. E poi quella che forse potrebbe essere la vera sorpresa. Come difendersi, conoscere, informarsi e ascoltare magari più le persone che in qualche modo ti avvisano di quali sono le truffe più semplici alle quali puoi cadere in 5 secondi. Ma soprattutto attenzione, esclusiva al teatro, stiamo testando in questi giorni una misura anticrimine nuova, una misura, la stiamo testando noi e la presenteremo al pubblico quella sera. Funzionerà questa nuova misura anticrimine? Lo vedremo, però dovete venire a teatro.